Il fenomeno della violenza di genere è già presente. In questi tempi difficili di pandemia, con le restrizioni alle libertà personali, ad una convivenza domestica magari forzata, purtroppo rischia di acuirsi. Una stanza per sé diventa oggi più che mai importante, un luogo, un rifugio dove la vittima di violenza, donna, uomo, minore che sia, possa sentirsi a proprio agio, una stanza dove la vittima e chi deve raccogliere il suo drammatico racconto sono a tu per tu, un luogo apartato, caldo. La stanza in questione è stata inaugurata da poco nella stazione dei Carabinieri di Torri di Quartesolo, la seconda in provincia di Vicenza dopo quella nella tenenza di Due Ville aperta nel 2016. Questa stanza serve appunto a far sentire le persone che subiscono delle violenze di genere, farle sentire più tranquille nel poter esprimere quello che hanno vissuto. Accoglienza, ma anche un sistema di registrazione audio importante per evitare che la vittima sia costretta a ripetere più volte il dramma vissuto, e lo sa bene il maresciallo Federica Zanette. Finora mi è capitato appunto di approcciarmi con donne che subiscono maltrattamenti in famiglia, ma anche minori che hanno subito delle violenze in famiglia. Il nostro compito è proprio quello di ascoltare queste persone e creare con loro un rapporto di fiducia in modo che possano acquisire sempre maggiore sicurezza per poter uscire da queste situazioni difficili. Un progetto, quello della stanza nella caserma di Torri, partito nel 2019, che ha visto coinvolti lo stesso comandante provinciale dell'Arma Nicola Bianchi e il presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo. La stanza per sé rientra nel progetto più ampio avviato nel 2016 con la sottoscrizione di un protocollo di intenti tra il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, da sempre sensibile al contrasto alla violenza di genere, e Sora Optimist International Italia, che ha portato alla creazione di un centinaio di stanze in tutto il paese.